Oggi avremo l'onore di ospitare. Aspettare. Potete Merda. Oggi avremo l'onore di ospitare un pioniere del writing italiano, un DJ e appassionato di vinili, dal rap alla musica elettronica, devoto al movimento hip hop e artefice dei suoi primi passi nella zona del veneziano, cofondatore della rivista Arcano 2, ci racconterà le sue storie, dei suoi viaggi e del viaggio che l'ha portato ancora attivo e scalciante fino a qui, oggi. Potete trovarlo sui social come Danilo175 Kings Destroy, per alcuni è Slog o Danilo Colpo, per gli amici semplicemente Danilo. Xlab dà il benvenuto a Slog 175, buona visione. Ed eccoci qui, incredibile, con Danilo Vlog direttamente da... Sì, diciamo da maestro, dai, più che Sì, sì, dai, Mestre Venezia. visto che è la mia base, diciamo. Cosa ci racconti? Come stai? Tutto bene? Tutto bene, dai, tutto Tutto bene. bene. Io lascerei la parola a Vise che lo vedo bello lanciato dopo questa mega intro incredibile, ragazzi. Allora, giustamente lui precisava da Mestre che, diciamo, parlaci se ti va delle tue origini, un po' se ci dai una panoramica delle tue passioni, da quello che ricordo comunque sei, oltre alla cultura hip hop, c'è il calcio, le auto, dici qualcosa? Ma sì, diciamo che beh, la mia passione principale è l'hip hop e questo è sicuro, ma forse più che una passione è proprio uno stile di vita e le altre sono passioni. Di che anno sei Danilo Io intanto? sono del 75, per Ok, cui ho quindi la hai vissuto mia. l'hip hop proprio degli anni 90? Sì, diciamo che ho iniziato prima degli anni 90, nell'88, nel lontano Chi c'era di hip 1988. hop? No? Giovanotti, no? Nel 1988, intanto si è premessa che bisogna pensare che era un altro mondo rispetto a quello di oggi. Comunque, Sì, sì, sì. nel 1988 io ero un ragazzino, avevo 12 anni ed erano uscite le prime cose appunto sì, di Giovanotti, che era stato lanciato da Cecchetto, che è stato molto lungimirante, aveva preso un genere che negli Stati Uniti comunque stava facendo la differenza, la Sì. faceva già da un bel po' di anni. E io da ragazzino mi sono appassionato, mi piaceva il primo disco di Giovanotti, pur essendo una schifezza guardarlo adesso, comunque ero un ragazzino, mi piaceva e da lì ha aperto le porte poi a conoscere un sacco di altri gruppi, perché poi c'era una canzone da rapper dove citava tutti i vari gruppi pop e iniziavano ad esserci delle trasmissioni televisive in cui Giovanotti chiamava all'Acquafan di Riccione o in altre sedi praticamente gruppi come Run DMC, come i Public Enemy. Ah, ok. Sembra americani, quindi non Sì, italiani. sempre americani. Infatti il mio primo contatto serio con la musica hip hop è stato perché un mio compagno di classe portò alle medie il secondo disco dei Run DMC, che è Too Fair Tan Leather di Run DMC, e da lì non è più stato niente come prima, insomma. Certo. Poi un altro mio compagno di sempre delle medie aveva recuperato il secondo album dei Public Enemy, che è It Takes a Nation of Million to Hold Us Back, e Fighissimo. quello è stato il disco che mi ha cambiato proprio la vita, diciamo, musicalmente, nel senso che appena ho sentito quel disco lì ho capito che per me esisteva quel genere lì e niente, insomma. Quindi ti sei avvicinato dall'americano, diciamo, Sì, più che all'italiano. L'italiano c'era sì, pochissimo, mi sa, all'epoca. nell'88 secondo me non c'era niente, perché secondo me il primo disco rap in italiano è quello degli Onda Rossa Posse, che credo che sia dell'89-90, Ok. per cui anche c'erano già dei rapper in Italia, probabilmente i Radical Stuff e altri gruppi, però cantavano in inglese, per Ok. cui l'inizio per me è stato il rap in inglese, e anche se non capivo Sì. nulla, c'è il ritmo, poi c'erano questi effetti che sono gli scratch che da subito mi Sì. hanno colpito in maniera incredibile, per cui Questi album dei Run DMC che dicevi te li hanno portati tipo in cassetta.
Se non mi ricordo male, era una cassetta l'album dei Run DMC. Ai tempi era normale avere le cassette e farsi le copie delle cassette. Sì, anche perché l'alternativa era il vinile, mi sa, ma neanche. Sì, no, il vinile c'era già, erano anche forse già i tempi in cui c'erano già i CD, però i CD erano un po'. Ma mi sa che i primi CD 90, Anni 90. metà 90. Allora sì, probabilmente erano Sì. cassette. Beh, la parte cassette ho fatto tempo anche io, cioè il primo album che ho comprato era una cassetta comunque ed erano... Io avevo trovato per puro caso l'album di Bassi Maestro, il primo del 94, non mi ricordo il nome, era in cassetta comunque. Era una demo, Sì, sì, era in musicassetta. Quindi... probabilmente era Furia Solista, se Sì, non sbaglio, bravissimo, perché sì, 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 sì. me lo ricordo. Quello sarà il Ma- primo dei Bassi, probabilmente. Infatti, a proposito di demo, io avevo un amico che si chiama Sat che viveva di fronte a me, e anche lui si appassionò alla grande e iniziamo a fare un po' questi demo in cassetta. Prendevamo praticamente un, un registratore in cui tagliavamo le parti di basi strumentali che trovavamo di questi pochissimi album rap, e lui che sapeva già l'inglese perché andava d'estate a fare dei corsi in Inghilterra, ci rappava sopra, io facevo due scratch con un mangiadischi qui 45, Ah, per cui proprio delle cose. beh sì, Nell'88-89 abbiamo tirato fuori questi due primi demo che sono. assurdo. Registravate la voce come? Noi registravamo la voce praticamente proprio con il boombox, praticamente, che aveva la doppia piastra, praticamente, per cui avevamo due boombox, su uno si metteva praticamente la cassetta che registrava col Sì, microfono, sull'altro si metteva la base, per cui proprio stiamo parlando di zero professionale, cioè in beh, un insomma. garage, per cui comunque l'audio era scandaloso. Ma già all'epoca avere questo tipo di materiale era costoso comunque, penso. Sì, no, comunque C'era la fotta ai quantomeno. tempi, La fotta. ai tempi bene o male lo stereo portatile a cassette era una cosa che bene o male Quindi già avevamo. aspetta, 12 anni mi dici, quindi Praticamente a 13 anni, sì, boia, 12-13 prestissimo. anni, sì, abbiamo iniziato diciamo facendo un po' il carnevale, nel senso che comunque a 12 anni iniziavamo a vestirci comprando, non so, le Adidas e lasciavamo la linguetta fuori senza lacci, oppure andavamo in giro con il simbolo della Mercedes, praticamente, che veniva rubato dalle povere macchine dei Non tempi, da voi, non da ma noi chiaramente, e ce lo mettevamo al collo, per cui delle cose proprio infantili, però comunque. E poi nei primi anni 90, nel 92 abbiamo iniziato ad andare in studio di registrazione, mi ricordo al Telex a Mogliano, Veneto, che aveva un 8 piste, per cui era già una cosa più seria, insomma, anche se anche lì le basi erano prese dai campioni americani, tagliate, cioè non so, si prendeva un pezzo di strumentale di un disco, di una canzone, non so, dei Public Enemy, la facevamo montare, ci si repava sopra, gli scratch erano quelli che erano, perché ai tempi, vabbè, chiaramente non avevo ben compreso come funzionava un mixer, per cui erano proprio delle cose. Certo. Però insomma questi demo li ho ancora e. Come hai visto cambiare l'approccio alle demo poi? negli anni, cioè fino ad oggi magari, nel senso da quello che ci Beh, stai raccontando a oggi, cioè chiaramente, sarai stato più volte in studi vari magari sì, per fare due scratch o... chiaramente è cambiato il mondo, cioè la premessa che ho fatto prima, che bisogna pensare a un mondo completamente diverso, un mondo senza internet, senza computer, senza. Questo, il mondo è notevolmente cambiato con i personal computer che dopo hanno dato spazio alla possibilità di fare in casa un video come stiamo registrando noi, Sì, una sì. traccia Negli musicale. anni 90 era impossibile. Negli anni 90 il computer ce l'avevano a metà anni 90 pochissime persone a casa. Ma soprattutto nel 92, quando hai iniziato a fare tu la prima demo, eravate solo voi che facevate quel tipo di prodotti là, avevi conosciuto No, altra allora gente? io fino appunto per l'età anagrafica che avevamo in quell'epoca, nell'88 fino al 92, dove comunque non avevo la macchina, non potevo girare, e Mhm. dopodiché ho iniziato a conoscere la vecchia scuola di Mestre praticamente. A Mestre ci sono stati dei gruppi che hanno fatto comunque la storia. Mi ricordo c'erano i Bersaglio Mobile praticamente, che erano composti da Stone, che poi
era anche un writer della vecchia scuola, c'era DJ Smorky D, c'era Lion MC e loro erano già a un livello molto superiore e grazie a loro siamo andati poi anche in studio a registrare le nostre cose. Loro comunque erano già più sul pezzo, cioè anche a livello di metrica nello scrivere, il DJ era forte, Smorky, per cui diciamo che quello è stato poi una svolta perché conoscere delle persone più brave che ti danno lo stimolo di fare delle cose serie Certo, sì. ci ha portato poi a migliorarci, insomma. Quindi i piatti li hai presi in mano, cioè strada giovane alla Ma fine, io i no? piatti miei seri li ho avuti dopo, li ho avuti nel 94, mi sono comprato il primo Technics, facendo anche una bella fatica a comprarlo perché Ah, beh, sì, sì, cazzo. costava una cifra, l'ho comprato usato, ma comunque prima era, come ti ho detto, facciamo con dei giradischi che non erano da scratch, facevo due scratch e si bloccava, Ok. oppure Avevi le i puntine. primissimi tempi proprio col mangiadischi, quelli degli anni 70 arancioni, mettevi il 45 col dito, facevi l'effetto, cioè erano cose che vabbè, oggi Da sucker. fanno molto sorridere, però Sì, bisogna sì, sì, sempre... sì. Cioè, per farti un aneddoto, io andavo a noleggiare un vinile, cioè, oggi Sì, sembra... Madonna. Io ai tempi mi ricordo c'era un negozio in Viale Milanese che vendeva oggetti usati, aveva anche i dischi in vinile, chiuso da pochi anni. Mi E, ricordo e ai quello. tempi lui aveva un disco che a me ha segnato un po' la mia storia nel rap, che è Paid in Full di Eric B. and Rakim, e io andavo a noleggiarlo, la settimana dopo andava Luca a noleggiarlo e siamo andati avanti così più di un anno e io ogni volta andavo a chiedergli se me lo vendeva, lui non me lo vendeva, io lo noleggiavo praticamente, Penso a te. per farti capire come funzionavano le cose, cioè, no. Ma ce l'aveva in vendita? Perché non voleva No, venderlo? perché lui aveva dei dischi che non li vendeva, li Ah, noleggiava e basta, perché probabilmente era più redditizio Sì, pensa a questo punto. noleggiarli. Comunque quel disco lì poi dopo l'ha venduto dopo un po' di anni, non a me, io poi l'ho comprato. Vabbè, Sì, beh, insomma. oggi gli conveniva venderli perché noleggiarli, penso che li ma mai portavano sentito via. di noleggio Eh, musica? È una roba... infatti C'era il Blockbuster comunque fino mi a Ma faceva... non di musica, cioè penso i sia stata la stessa film. roba. Io noleggiavo i videogame da piccolo, per esempio. Videogame, sì, anche le VHS era normale, ma ai tempi noleggiava anche il vinile e mi ricordo che questo Paid in Full, che comunque è un album che a me ha cambiato un po' la storia, perché era un album che veramente secondo me era spaziale e niente, insomma, lo andavamo a noleggiare e mi ricordo la disputa per farmelo vendere, ma non c'è stato verso ai tempi, per cui... Per Hai cui avuto modo di rifarti alla sì, fine. Però per assurdo forse il fatto che non potevi, cioè non te lo vendeva, ti dava ancora più valore a quel disco. beh, guarda, penso che rispetto a oggi, Sì, che possiamo sentire qualunque cosa, ma l'attenzione media è di 30 secondi a canzone, ai tempi sì, tu sì, avevi sì. questo vinile qui o quel vinile lì, so, dall'inizio alla fine, ce l'ho ascoltato un miliardo di volte, cioè può essere che in Certo, una giornata lo ascoltavo 20 volte di fila, magari sentivo il pezzo che proprio mi piaceva, perché comunque avevi a disposizione poca musica e per cui quella che certo. recuperavi era, cioè non era una cosa usa e getta, era proprio, Sì, 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 cioè ci sono sì. alcuni dischi che veramente posso dire di averli... Pensa adesso a doverti ascoltare 20 volte su un giorno lo stesso disco, lo odi. Una Sì, no, volta era una roba incredibile. adesso Ma era è... diverso proprio, penso anche l'esperienza, cioè io mi ricordo che la mia magari era già più la cosa post cassetta dopo dei CD, però di annusarmi il libretto dentro, cioè Che avevi proprio sapeva la plastica, era proprio da... un'esperienza con l'oggetto fisico Sì, anche. sì, sì, è vero. Sì, beh, poi chiaramente il vinile ha il suo fascino perché è grande, perché dentro avevi i testi, io poi mi sono recuperato un libro con i testi tradotti dei Public Enemy, per cui cioè, era tutto uno studio un po' diverso rispetto magari ad adesso che giustamente sai, Col cellulare. hai talmente tanti, sì, beh, adesso col cellulare fai in fretta, e... però non ti ho risposto alle passioni, le altre passioni, vabbè, quella del calcio, il calcio è una passione che mi ha un po' stufato, però mi è sempre piaciuto il gioco del calcio, per cui vabbè, insomma,
mi piace andare, mi piaceva andare ogni tanto allo stadio. Andavo a memoria di quello che E ricordavo, per insomma. quanto riguarda le macchine, vabbè, sì, ho sempre avuto un po' una passione per le Golf vecchie, Golf 1, adesso sono al Golf 3, per cui chissà, magari un giorno arriverò più vicino a quelle Ha attuali. una collezione di golf. No, per il resto mi piace sì il vintage, chiaramente un po' tutte le cose. Cioè, ho sempre visto comunque nella tua arte, oltre a, diciamo, i pezzi, i murales Cioè, per i profani, con le lettere old school, ti sei molto dedicato anche ai figurativi, quasi diciamo, dagli inizi, bene o male, ho visto anche roba sì, sì, sì. degli inizi che rispecchia molto quelli che erano magari i tuoi cartoni animati preferiti o Fumetti, fumetti, no, no, ma esatto. sicuramente, guarda, io prima di, cioè il mio approccio, abbiamo parlato adesso di rap, che probabilmente se non avessi avuto l'approccio al rap non avrei neanche iniziato a dipingere, perché poi sono dei mondi molto legati. A me però è sempre piaciuto disegnare, per cui Sì, da- variety, hip hop e breakdance erano un sì, po' le quattro discipline rap. sì, diciamo che io subito avevo la passione per la musica, però non, cioè, disegnare mi è sempre piaciuto e sognavo di fare il fumettista quando ero proprio un bambino, Anch'io. per cui Sì, sì. mi piaceva, mi ricordo ai primi tempi compravo Dylan Dog, siamo stati tra i primi a prenderlo, cioè proprio avevo tutta la collezione perché e ci allenavamo a disegnare. Dopodiché, quando sono entrato a contatto col rap, chiaramente ho avuto modo di essere influenzato da quello che vedevo anche nelle copertine dei dischi e Ti voglio niente. anche chiedere come hai visto, secondo me che già c'era proprio, già negli anni 90, 2000 era una roba proprio vista, non dico male, però vista come per dire ma cosa fa questo? C'è Sì, no, proprio beh, un Calimero in mezzo a tantissime persone. Te forse era ancora peggio, perché era sì. ancora più sconosciuto. Beh, Come la vivevi guarda, questa cosa? negli anni 90, nei primi anni 90, eri praticamente considerato come un drogato Sì, 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 o sì. un figlio di Satana. Cioè, a me è capitato a noi è capitato di essere appellati come satanisti, come Vi vestivate già drogati. largo, mi dicevi, no? Sì, Quindi, sì, ci cioè, come eri vestivamo. visto? Cioè, Eravamo visti come dei marziani, eh, perché quando io mi ricordo andavo in piazza Ferretto col mio Kangol, con le Ewing colorate di rosso, cioè scarpe che dopo è diventata normale, ma già avere un cappellino, vestirsi largo, eri considerato, ti guardavano come se fosse gli fosse passato il pagliaccio, insomma. sì, sì. Però era talmente tanta la voglia di essere diverso, cioè questo senso di sfida alle Mhm. convenzioni, e di non essere uguale agli altri, e per cui anche il writing ha subito lo stesso percorso, nel senso che comunque è una roba che mi ha subito preso di brutto e ho detto no, no, devo farlo, e lì poi ho scelto, nell'88 non avevo ancora il nome Slog l'ho scelto proprio per dipingere praticamente, perché Certo. nell'88 mi facevo chiamare DJ Record D, per cui vabbè, insomma, Ok. sì. Vorrei chiedere a Vise da Mestre cos'è che... Sì, allora diciamo nell'introduzione c'era questa cosa, anche noi di fatto ci siamo conosciuti a Mestre, anche io Cioè, abitavo a Mestre, veniamo da Mestre e io diciamo quando ci siamo conosciuti sapevo già, avevo visto, c'era questo primo social network dedicato al mondo dell'hip hop in generale, si chiamava Full Effect, qua stiamo parlando dei i primi primi 2000. 2000, erano i Ah, primi l'aveva detto anche 2000. Matteo, si sta roba qua C'era nell'intervista C'era Full sua. Effect, che era una community, diciamo, di breakers, di rapper. Cioè, C'era qualche membro dell'RCS che mi ricordo che era di queste parti sì, qua, c'era Vento, sì, sì, beh, mi ricordo le pagine e lì ho visto per la prima volta, penso, sia Slog che Zor, diciamo, i miei i primi writer che ho visto le scritte che capivo, non geroglifici satanici incomprensibili. Ma quindi vi siete no. conosciuti tramite questo forum e poi No, avete... no, in realtà io li ho visti, cioè ho visto sia i graffiti che qualcuno
più Vanesi o di lui aveva qualche foto sua personale e lì ho riconosciuto quella persona. E stavo facendo manca a piscina, avevo tipo 12, Manca a piscina. 13 anni, Questo ero al Bissuola che, con la borsa di piscina, ma non volevo andare in piscina e ho visto tipo questi, tipo ultime luci del pomeriggio, così era inverno, che erano, che insomma ho visto con una bomboletta qualcuno che stava facendo, mi sono nascosto dietro, tipo vicino alle piramidi a guardare e poi ho visto che andavano al centro civico, che è un posto sempre del Parco Bissuola, dove c'erano le macchinette del caffè, così. E mi sono fatto coraggio, sono entrato e ho conosciuto contemporaneamente tipo un sacco di writer della zona, tra cui appunto Danilo, poi ho conosciuto, c'era, se ricordo bene, Zor, Slog, Dust, Clay, Vampir della VT Ah, c'era. yeah. Stavate facendo una murata con uno sfondo verde menta, tra l'altro. Ah, è una buona memoria. Era una murata coi VT, mi sembra. Non mi ricordo se c'era anche Kaif addirittura, però sì, è stata il primo incontro che gli ho chiesto, ma tu sei Zor? Sapevo, cioè aveva l'anello comunque, cioè, però Certo. avevo visto le foto e li avevo visti dipingere, li ho seguiti morbosamente. Ci siamo conosciuti inizialmente così. Sì, dai, cosa vuoi? Mestre in realtà è una città che magari ha meno fama di altre che hanno sfornato magari dei personaggi un po' più famosi musicalmente, però Mestre comunque ha sempre avuto la sua storia anche negli anni 90, adesso non abbiamo fatto i nomi, ma c'è un sacco di gente che ha iniziato a dipingere, che ha dipinto, per cui una storia. Mestre comunque è una città secondo me che è molto newyorkese, nel senso nel suo piccolo, Storicamente sì, questa insomma. dinamica, c'è proprio della grande città, pur non essendo una grande città, però c'è tutto il negativo della grande città, e c'ha i palazzi, e, insomma ispira parecchio il... Via Piave soprattutto. Via Piave, sì, poi sai, Vabbè, questa è più una cosa magari recente, però tipo magari a me ha sempre la parte quella diciamo Vempa, diciamo quella vicino alla Fincantieri, questi posti qua sono stati i primi posti che ho visto prima che Mestre fosse proprio urbanisticamente fatta come è adesso, perché non c'era tutta la parte di Viale Ancona, diciamo, sì, prima certo, che era era chiuso, chiuso. sì, sì. Però lavoravi un po' di fantasia, vedevi i palazzoni dei sindacati, dicevi ok, Sì. è la copertina No, dell'album di ma Nas. effettivamente ha dei richiami un po' così, poi cioè, ispira un pochino, ha un po' quel mood underground. E comunque la sua storia, anche se è meno conosciuta, ha visto tanti personaggi che bene o male hanno fatto la loro storia e niente, tra cui appunto vabbè, anche tu, ma tanti altri anche prima, negli anni 90, a Mestre abbiamo avuto insomma dei writer che bene o male non se li ricorda nessuno, ma che hanno fatto un po' di storia e niente. Io mi ricollegherai da dove eravamo partiti con il discorso che probabilmente io già da Full Effect, da quelle prime foto che avevo visto di writing su internet, perché Ah, ok. avevo da poco un computer, da qualche anno un computer a casa, avevo visto queste foto e forse eravate già stati a New York perché Sì, probabilmente nel 2002 io sono andato la prima volta a New York, ecco per la prima volta volevo cui chiederti di New York. sì. Sì, allora partiamo dal fatto che New York è stato un mio punto fisso da quando ero ragazzino, cioè io mi ricordo che già quando avevo 13-14 anni avevo visto su Rai 3, c'è ancora la videocassetta registrata, uno speciale in cui parlavano di New York e mi aveva flashato di brutto, e, cioè, per Volevi cui andare per per me forza. New York, poi col fatto della musica, che appunto io ho avuto molto l'influenza della East Coast, e,
E poi il writing, che dopo 2 anni da cui ho iniziato subito ad avere la passione per il wild style newyorkese, per cui New York la vedevo come la Mecca, per cui è arrivato un momento in cui nel 2002 ero riuscito a fare 2 soldi e ho detto, boh, cioè, si va a New York. 2002 avevi già Ero già grande, sì. 27 anni, Sì, sì. Io l'ho conosciuto che ne aveva 28, se ben Sì, per ricordo. cui... ma l'hai conosciuto a New York? No, più o meno. Io devo ancora vedere l'America, comunque no, l'ho conosciuto nella nostra New York, mi ricordo che ti posto questa immagine Aspetta, scusa, come può essere? Se era a New York mi hai fatto conoscere? Non l'ho conosciuto nella nostra New York, che sarebbe Mestre. Ah, ma hai Nostra detto piccola avevi nel New York. 2002? No, che anno era? No, scusa? noi ci siamo conosciuti nel 2003, se non Tre. sbaglio, sì. 2003 E io sono andato la prima volta a New York nel 2002, l'anno eravate stati prima. da poco. Sei andato con Ho raggiunto Zor che era già là, che lui era già stato l'anno prima. Ah, Lui è andato tipo un mese dopo l'attentato dell'11 settembre, praticamente la prima volta con la sua ragazza dell'epoca. E per cui, bene o male, lui aveva già conosciuto un po' anche di persone così, e io nel 2002 ho detto no, devo andare anch'io a New York perché cioè, era il mio sogno andare a New York. Sono andato a New York e poi vabbè da lì insomma sono riuscito a dipingere a New York, ho conosciuto gente di New York che dipingeva. Com'era la vita là? Cioè, che ne so, qualcosa che veramente dici, Madonna, non mi aspettavo, che ne so, qualche differenza proprio... Ma guarda, la differenza principale è che a New York tu puoi essere tutto quello che vuoi e nessuno ti giudica. Cioè io Ok. ho visto nei quartieri delle persone di 80 anni vestite hip hop con anelli tipo Sì. a 3 dita con scritto Puerto Rico, però è tutta una Ci cosa... fai vedere i nostri amici, Sì, i un tuoi po' di, anelli. di paccotteria. Però l'anello questo l'ho fatto nel 2002 a New York Figlio praticamente. cazzo. E niente, l'ho fatto in una gioielleria a Manhattan. E niente, lì insomma, sono abbastanza insomma, Aperti su sta roba aperti. qua. C'è stato un anno che sono andato, che non mi ricordo se era il 2002, c'era la moda di girare con una manica della felpa inserita nel braccio e l'altra a penzoloni, ma la gente, cioè non è che, cioè qua ti fanno un TSO, lì invece È normale, sì, 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 sì. girano, cioè non hanno questo... Poi vabbè, comunque insomma, puoi immaginare cosa sia andare in una città che hai sempre visto nei videoclip, nei dischi, trovarsi... per me è stato un impatto bello tosto, insomma. ci sei tornato più e più volte Sono comunque, insomma. sono andato sì 5-6 volte in totale, perché comunque ecco, appena la possibilità mia mente pensa di andare a New York, poi ho avuto la fortuna di dipingere, per cui insomma di conoscere tanti writer della vecchia scuola, insomma. Sei anche, voglio dire, non so dopo quanto tempo, però comunque sei entrato in una crew molto importante che è appunto la King's Destroy, la Sì, sono KD. entrato nella crew di Cop2, che è uno dei writer al momento probabilmente più conosciuti al mondo, assieme a Sin e altri, insomma. E lì praticamente, vabbè, Zor l'aveva conosciuto per primo, insomma, poi quell'anno lì nel 2002 siamo andati a trovarlo, lui abitava ancora nei palazzi nel Bronx quello Nei abbastanza, projects. sì, peso, insomma, con il palazzo tutto teggato dentro. E diciamo che il primo impatto con lui l'abbiamo beccato in una giornata che era nervoso, diciamo, Ah, io e, e infatti ho detto minchia, va, che è questo? E poi invece poi ci siamo trovati, io ai tempi giravo, sono andato a New York con un blocco di foto e gli ho dato il mio blocco di foto a mostrargliele e poi a lui sono piaciute e poi mi ha scritto via mail se volevo rappresentare che figo. la crew King Destroy, crew che dentro ha dei writer come T-Kid, Blen, insomma, e- Pilastri, pionieri. addirittura c'è KRS-One dentro, vabbè, non sai quelle cose un po'
di rappresentanza, però comunque insomma è stato... Quanti anni sei stato a New York alla fine? No, anni. No, io a Quel New periodo? York sono stato sempre in vacanza, diciamo, sono Ah, stato ok. 2 settimane, la volta che sono stato di più sono stato 25 giorni, Ah, insomma, ok, sì, sì. pensavo un periodo più lungo. No, Ho capito. però ho girato, ho avuto modo di girare tanto e un po' tutti i posti, Sì, 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 quelli che sì, hanno sì. fatto un po' la storia dell'hip hop. Certo. E, e niente, appunto sono entrato in crew e niente, Copo adesso come l'abbiamo portato qua per la prima volta in Italia nel 2004 a Spinea, per cui Quando l'ho conosciuto io ho comprato il libro che ho ancora. Spinea c'ha il record di aver avuto la prima visita di questo writer newyorkese. Ah, ma è la stessa che diceva Esattamente, è la Ah, pensa che stessa, collegamento. Era allo stadio di Spinea che è stata fatta una esattamente. murata gigante. No, ma scusa se ti do una parentesi, ma se nel suo podcast racconta che il suo primo evento hip hop che era È stato era stato questo bello. che gli ha aperto il mondo. Ecco, intanto saluto Masseo, bella. E sì, è stato proprio quello lì. Pazzesco. Diciamo, siamo riusciti a portare questo writer lì e a fare una jam. E poi è stata una bella jam perché è venuta un po' gente da tutta Italia. C'era persino Fritz the Cat che vendeva gli Madonna. spray. Sì, sì, c'era un gruppo, miei amici piemontesi della loggia, cioè di Cuneo, è venuto un bel po' di persone. Anche quello era ancora un altro mondo, in realtà Sì, 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 sì. era tutto un chiaramente. po' più incontaminato, diciamo. Cioè, c'erano forse di famosi anche all'epoca un po' riconosciuti articolo 31 e basta, i gemelli No, diversi vabbè, no, a là, livello Nel di... 2002 già là secondo c'erano i me c'era colle, quelli della vecchia scuola Sì, ma il ancora. Colle non è che li vedevi su MTV, No, quello cioè, è. ecco. noi li conoscevamo meno perché Sì, siamo più giovani, ma comunque lui nel frattempo si è fatto tutti gli anni 90 che sono venuti fuori, diciamo, però era sempre una nicchia. che ne so, i Sì, sangue misto, allora quelle cose. probabilmente non era mainstream come Certo, dopo hanno avuto i Club Dogo, esatto. Fibra, Esatto. si stava parlando sempre di gruppi che comunque erano conosciuti, ma magari In quell'ambiente là, più in una nicchia, certo, diciamo. sì, sì, sì. 2004 in Italia forse sì, c'erano conosciuti forse gli articolo 31, i Sottotono, Cioè, i Flaminio sottotono. Mafia, forse tipo gente così, Sì, Sì, Repiotta, esatto, quello probabilmente era... Fibra forse era già, non mi ricordo se Fibra era Fibra ha già, fatto nel 2004 Mister penso Simpatia. sia prima era con gli uomini di mare, proprio era sì. underground. Sì, 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 sì. sì. Sì, e poi comunque anche internet nel 2004, diciamoci la verità, non è che fosse No, proprio, cioè nel Non era 2000 alla portata di tutti, no, avevi le prime penso a DSL forse, ma ma neanche. neanche. no, era ancora 56k. 56K, per cui comunque anche i siti che citavi tu, Full Effect, non è come oggi, c'era un... Avevi Sì, proprio il sito che si sì, caricava con le bande così. sì, ma magari avevi anche, ma non, insomma, non era... E poi c'era più quella cosa che si è persa negli anni 2000, è proprio secondo me il concetto di jam, cioè le jam di una volta la gente si muoveva da tutta Italia, cioè io sono stato nel 93 a Bologna, una jam, la jam più importante dei tempi che era l'Indelebile 94 a Rimini, e a Rimini c'era tutto il mondo, Mm. non c'erano solo i gruppi che suonavano, cioè c'avevi l'UX, il Sottotono, gli OTR, c'avevi Writer, ho conosciuto Hecto di Roma, c'era Frankie Energy, ho dormito fianco a fianco Davvero. con l'UX perché eravamo dentro una specie di centro sociale, Sì, cioè sì, per dire sì. c'era veramente tutta Italia si muoveva. Un'altra jam Pazzesco. simile è stata fatta al deposito bagagli di Venezia, Santa Lucia, e anche lì, Ah sì? e lì era organizzato da, non mi ricordo se era Match Music praticamente, dove poi c'è una famosa citazione di Articolo 31 che citano in una canzone che gli era stata tirata una cassetta in testa a J-Ax ed è stato proprio nel deposito bagagli e saprei dirti anche chi è stato, non ero io, ma era un altro ragazzo di Spinea che... Io le prime gemme sono stato a Rivolta, che le organizzava Ago. Sì, Jam, quelle dei primi 2000, sì, 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 sì. No, quella Jam lì
È interessante quella jam lì di Venezia al deposito bagagli perché era stata organizzata appunto, c'era Isa B di Match Music, c'era DJ Flash, c'erano i Sangue Misto che hanno Ah, suonato e quella jam lì è stata fatta nel deposito bagagli che era stato ripulito praticamente nel corso del pomeriggio, c'erano le crew che venivano da Milano, mi ricordo i CKC, c'erano Done, Lego di Rimini. Insomma, è stata disintegrata di tag la struttura praticamente. Il deposito bagagli è stato firmato dalla. Mi sa da lì poi non hanno mai più fatto una Ma gem. mai saputo di sta roba. Quella è stata una gem. avevamo 10 anni. No, no, No. ok, ma magari nei racconti dopo Ah, quando siamo, sì, sì, insomma, sì, sì. Guarda, quella è stata una bella jam perché comunque c'erano nomi che dopo, insomma, del Sangue Misto, c'erano gli Articolo 31, non mi ricordo adesso più che altri gruppi c'erano, però insomma è stata una jam importante, poi tenendo presente a Venezia, insomma, che non è che abbia mai avuto poi tutte queste, parte come dicevi tu, rivolta che dopo negli anni si è fatto poi nei 2000 tanti bei concerti, ha chiamato gente importante, ma Sì, per gli anni sì. 90 era tanta roba. Vabbè, sì, io ero stato il primo di Pena Capitale, mi ricordo, di Club Dogo 2003 o 2004, Ah sì, 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 può che essere. era il capannone là, però sì, la prima jam per me era quella là. Eh, però sì, beh, mi ricordo anche, diciamo, io ho sempre, dopo averli anche conosciuti, comunque mi spulciavo i profili di questi, magari dopo c'è stata la fase Fotolog, che era Ah, foto, mamma un mia. altro sito dove mettevi le Foto, foto con la mamma. didascalia e quindi magari vedevo di questa jam dove era stato lui, che ne so, in Piemonte o non so, in Toscana, dico Ah per sì. dire. Eh, questo la dice lunga molto anche sulla persistenza, direi, introdurrei questo termine per. Questo è una cosa che ti attribuisco, nel senso che da che ti conosco dal 2004, insomma, ho sempre visto che sei stato molto prolifico, produttivo, in questo senso presente oltre nella cultura, vabbè, hip hop, come dicevamo, ma nel writing in generale della scena non hai mai smesso di fatto. No, ma la realtà dei fatti è che non è. Sì, è chiaro. Non hai mai avuto un periodo, Cioè, no, che hai detto basta, mi ha rotto sta roba. no, non ho mai avuto, diciamo, ho avuto dei periodi che non ho dipinto, come può capitare a tutti, non so, 3 mesi, 4 mesi, cioè ci sta. Ma la realtà dei fatti è che, cioè, per me non è un peso, cioè, nel senso, a me piace questa roba qua, a me andare alle gemme, io già da quando ho iniziato a dipingere avevo capito che non mi bastava stare a Mestre, cioè, mentre molti writer della vecchia scuola erano molto relegati al territorio. Io ho subito pensato, no, cazzo, io voglio andare a conoscere altra gente, vedere come funziona, per cui, cioè, a me era un divertimento, prendevi il treno, andavi a Rimini, andavi a Ancona, che ne so, il Juice, sono andato da tutte le parti in Italia, cioè, a me è sempre piaciuto, cioè, questa roba qua non è che mi ha mollato, adesso uno dice, cazzo, c'è la tua veneranda età, ma io mi ascolto ancora i dischi hip hop, mi piacciono, non so Sì, se devo sì, no, ma farmi. era Cioè, un confronto che non ho potuto fare a meno di fare pensando alla mia esperienza col writing, che come sai sono stato sì, molto più discontinuo ma sì, magari ma negli anni e insomma, tanto di credimi, cappello per questa cosa, la cioè, realtà dei fatti è che non è che ci siano stelle di merito, cioè poi per carità, dopo sì, magari nell'ambiente dici, ah cazzo non ha mai mollato, però la realtà dei fatti è che ogni persona nella sua vita ha le sue cose e ha i periodi, e per cui può mollare, può avere la famiglia, può avere qualunque altro tipo di cosa e mollare, cioè la differenza secondo me la fa la voglia che tu hai di fare una cosa, cioè nel senso che per me dipingere è sempre stato il mio sfogo, per cui cioè, io andrò sempre a dipingere, dipingerò sempre su carta, a prescindere. Cioè, non è che lo devo fare per dimostrare a qualcuno che ci sono. Ma se domani mattina mi sveglio e dico, boh, per me questa storia è chiusa, la chiudiamo, perché così funziona, nel senso,
È uno sfogo mio, cioè dipingere, dopodiché un Sì, altro magari trova uno sfogo ha nella senso, nel senso musica. Ognuno ha la sua passione, Certo, non la certo. puoi, roba non del puoi stare DNA. bene se non fai quello che ti fa stare bene, per quanto semplice possa risultare. Comunque è ammirevole, nel senso che Certo, sei riuscito a far convivere più mondi, nel senso sia il writing che la musica. Io sono stato più assorbito dalla musica di certo, recente e ho messo totalmente da parte il writing, ma certo, ma e credimi, in questo momento sono sulla musica, ecco. credimi, se me l'avessi chiesto magari quando avevo a metà 90, ti avrei detto, cazzo, ma molli, eh. La realtà dei fatti è che poi la vita ti porta nelle strade che vuole, e ogni persona trova delle direzioni, per cui non è che uno deve fare il dire, ma cazzo ha mollato. Uno può mollare perché ha altre cose nella vita, oppure altri periodi, e poi può riprendere. Ci sono persone che hanno ripreso dopo 10 anni, 15 anni che non dipingevano. Un giorno hanno detto, boh, cioè, mi ha ripreso la fotta, dipingo di nuovo. Tanto hai detto una roba interessante, a volte si basta una persona che conosci in quel momento là, per caso, che proprio ti cambia la vita, No, ti cambia il modo certo. di vedere, magari non trovi quella persona, fai tutt'altra cosa. Ti Sì, ma sai, capita... io penso che nella vita bisogna avere tanti interessi, per cui io vedo magari anche nei miei social, io sono sempre monotematico, pubblico, sì, graffiti, musica, hip hop, però la realtà dei fatti è che io non è che vivo solo di graffiti, di musica hip hop, ho tanti interessi, mi può interessare il cinema, mi può interessare leggermi un libro particolare, interessarmi di geopolitica, perché la vita di una persona non può essere quella di quando hai 15 anni, che sei... Io a 15 anni mi svegliavo la mattina, pensavo, anziché andare a scuola, pensavo, cazzo, devo farmi la bozza e poi devo farmi il pezzo. Sì. Ho visto quello spot lì, quel posto vicino a Piazza Ferretto, devo farlo, penso a come salirci, e la mia giornata era praticamente pensare tutto il giorno a questo. Sì, Poi una volta che l'avevo fatto pensavo che dovevo andare a farmi le foto, però voglio dire, quando tu superi una certa età, hai altre hai altre responsabilità. responsabilità, e soprattutto puoi avere sempre la passione, però comunque non è che può essere la vita di una persona una sola cosa, noi siamo una miriade Cambia di... solo che non ci pensi andando, tornando o Sì. stando a scuola, ma ci pensi Beh, Andando al ci lavoro. pensi al lavoro, ci pensi al lavoro, come salire, come andare. Sì, no, beh, il lavoro ci penso ogni tanto a delle cose. No, però è una cosa che mi riempie, per me, ti ripeto, per me come tanti la cultura hip hop non è un hobby, è uno stile di vita, per cui esatto, sì, per sì, sì, me sì. l'hip hop è la mia vita, cioè l'hip hop mi ha cresciuto, e sembrano poi, sai, anche frasi fatte, perché poi tanti giocano a fare un po', ma a me ha veramente aiutato la musica, il rap in tanti momenti, per cui voglio dire... Hai anche contribuito, voglio dire, vorrei entrare nel fatto della rivista di Arcano 2, che è stata, penso, una delle prime fanzine d'Italia, di magazine sui graffiti e sulla cultura hip hop. Se vuoi dirci Cioè, qualcosa. beh, allora, Arcano 2 sì, non è proprio tra le primissime, perché comunque c'erano già pubblicazioni come Tribe, come AL, però diciamo Il primo numero che di che anno è? il primo numero è uscito nel 97, ma il numero precedente, che si chiamava Impronte Digitali, era del 96, Ok. che è solo che noi nella nostra ingenuità pensavamo di poterlo stampare fotocopiando a colori, ma costava una cifra, per cui nel 96 abbiamo messo da parte questo progetto, abbiamo iniziato poi nel 97 con il numero 0, abbiamo trovato un ragazzo che anche lui che scriveva Ombra, che era grafico e aveva uno dei primi computer nel 97, e lui ci fece l'impaginazione. E abbiamo deciso di fare una rivista del territorio, diciamo, che desse spazio molto di più magari al Veneto, ma anche a tutta Italia, però sai, comunque le altre realtà come Tribe erano incentrate su Milano, e AL aveva iniziato già a prendere un po' una piega commerciale, per cui il writing era un po' sparito e buttava dentro un sacco di pubblicità. AL di dove? Cioè la... AL è stata fondata da Sid a Genova praticamente, però AL è una delle fanzine più conosciute in Italia di hip hop, perché comunque la distribuivano nei Foot Locker, poi è andata in edicola, per cui ha avuto una grande
una grande diffusione. Noi a un certo punto abbiamo detto, senti, proviamo anche noi a fare una rivista. Abbiamo iniziato a stampare questa rivista proprio in tipografia in bianco e nero, e aveva solo un paginone centrale a colori. Beh, la annovererei comunque tra le prime. Sì, insomma. comunque a oggi è la più, visto che è uscito il numero l'anno scorso, è la più longeva d'Italia, cioè quella che ha, Sì. anche lì parliamo di perseveranza. Sì, cazzo. Io ho avuto l'onore di aver avuto qualche pubblicazione di foto nella rivista, ed E- grazie a lui e a Sat, che saluto. Eravamo io, Sat, e il primo numero Capo, che era un altro writer che dipingeva con noi, poi dopo si chiama Arcano Review, abbiamo fatto 2 numeri, poi dopo abbiamo avuto dei dissidi personali e alla fine noi abbiamo continuato a fare una rivista che si chiama Arcano 2, che era il secondo, diciamo, il passaggio da Arcano Review è diventato Arcano 2, che era, mentre poi Capo ha fatto un'altra rivista, anche lui famosa, insomma, con Joy a Padova. Però la nostra rivista di bello è che aveva veramente, copriva tutte le discipline hip hop, avevamo le interviste che ci faceva. Avete? Parla al presente. Abbiamo le interviste che ci faceva Max Ambassador di Padova, per cui uno che ha una tradizione, una cultura hip hop, e riusciva a portarci interviste a Curtis Blow, a Grandmaster Flash, per cui la nostra rivista, voglio dire, periferica, dentro aveva le interviste di gruppi di questo tipo qui. Abbiamo intervistato tutti i più grandi writer che ci possono essere in America, della vecchia scuola. Abbiamo intervistato i Colle, cioè c'è una marea di roba, ESA, cioè c'è tutti, persino a LUX, cioè voglio dire, tutte cose Alla kick. fine tra la rivista, i concerti e Certo. tutto quanto, hai avuto comunque modo di conoscere molti tuoi idoli, Sì, direi, sì, tra i viaggi, eccetera. Sì, devo dire la verità che sono stato fortunato perché, per carità, come dicevi tu, anche perseveranza, perché comunque, sai, bisogna sempre andarci agli eventi e io ci sono sempre andato, non essendo neanche ricco, ma facendo sacrifici, prendevo il treno alle 4 di mattina, mi ne cambiavo, facevo 4 cambi, io ho dormito in stazione a Milano, ho dormito in panchina a Rimini, ho dormito ad Ancona sotto i portici, cioè per me l'importante era esserci, non è che facevo come adesso che bisogna andare nell'hotel a 4 stelle, se no non mi muovo. Sì, Per me sì. l'importante era esserci, ho avuto la fortuna di conoscere o almeno di vedere tanti dei miei rapper preferiti americani, mi sono fatto fare gli autografi sui dischi che a me piace Sei un riuscito a vederti sacco. Public Enemy almeno una volta? Public Enemy li ho visti più volte, ho visto anche Rakim, ecco, ma mi mancano. Chi è stato anche qua? Non mi ricordo. Rakim è venuto a Bologna qualche anno fa ormai. Sì. Comunque ho visto, sì, ne ho visti una marea, cioè potrei fare un elenco dai della Soul, ho visto Geru, ho visto Guru a Roncade, e prima che morisse, ho visto Premiere più volte, l'ho visto anche a New York, insomma ho Bomba. visto una marea di Cazzo. gruppi che per me sono importanti, poi un'altra persona magari non dicono niente, per me è come mettere dei piccoli mattoni su un percorso di vita e dire vabbè ho fatto questo, ho fatto quello, quell'altro e poi si vedrà. È logico, chi che magari vuole andare in giro per il mondo a vedere i posti, te hai collezionato idoli, si può dire, Sì. concerti, live, beh, Ma cioè, adesso sono meno avvicinabili, cioè è tutto più, vedi il tuo idolo, è già più difficile avvicinarti, cioè anche se vai a vederti un artista italiano E invece- rap trap, è difficile che tu sai riesca ad cosa? avere quelle. Invece, secondo me, guardavo un'altra intervista che adesso col discorso di social, eccetera, tanti artisti si fanno molto più vedere, si fanno le storie, vedi i video qua e là. Invece, una volta, non essendoci tutti quanti sta roba, tu lo vedi da lontano, ti sembra veramente Gesù sceso in terra, cioè ti sembra veramente una cosa molto più inarrivabile e lontana a te. Però dovevi recarti fisicamente nel posto. Esatto. Ed eri fisicamente più vicino a lui, nel senso, ora per quanto puoi andare al concerto dopo il fatto dei social, secondo me è più per sfoggiare
lo stile di vita tante volte che hanno, ma bene o male non è che arrivi a mangiare pasta e fagioli assieme No, però a... lo vedi di più di magari un artista che lo vedi magari fa il videoclip e tu vedi quel videoclip e basta. Sì, lo vedi sul telefono, ma non hai magari il contesto di avere la foto No. assieme come No, può guarda, avere. sì, se io ti sì, posso per carità. fare un appunto, secondo me gli artisti americani sono molto più... Cioè, gli artisti americani dell'hip hop, cioè l'hip hop è una cultura che unisce, per cui non dovrebbero esserci poi no, gli imperatori, cioè dovrebbero essere bene o male tutti, facciamo Stessa riga. parte. E a me è capitato con tanti artisti, anche l'ultima volta che sono stato poco tempo fa a vedere i Beatnuts, che dopo vengono, oppure siamo andati a mangiare il panino fuori a Rivolta con gli Onyx e i tipi tranquilli. Cioè, per cui non hanno questa distanza che Ok. magari invece adesso un rapper italiano, non lo so, c'ha 10 bodyguard e se ti avvicini... Esagerato forse adesso sì. Mentre ho visto che molti artisti americani, chiaramente stiamo parlando, insomma, più o meno, nel senso che comunque magari non è che tutti sono disponibili, però comunque tanti, per esempio Curtis Blow proprio veniva lì a far festa con te, si è messo a ballare breakdance dopo che ha finito Che il figo. concerto, cioè c'è una mentalità diversa che la Sì. mentalità vera dell'hip hop, la Mm, mentalità anche forse della Zulu Nation che è abbastanza diversa certo. da questa mentalità un po' di VIP che Gli artisti di oggi non possono per forza di cose anche anagraficamente avere la mentalità del block party e beh, È di vero, cose, sì, sì. chiaramente sì, cioè, beh, quello è chiaro. E Danilo, ci racconti qualche, io sono curioso, no? Quando facevi qualche graffito, delle situazioni particolari che ti sono successe durante le tue opere? Sì, beh, guarda, ce ne sarebbero tante da raccontare perché voglio dire, ne sono successe di ogni. Una divertente è che una volta sono tornato a casa in mutande perché i pantaloni li ho lasciati in un fosso praticamente assieme alle scarpe. Però questa magari la raccontiamo un'altra Ma in che volta. senso? Perché avevi lasciato le... Perché ho perché non poteva avuto, tornare forse. no, ho avuto da fare una piccola fuga Ah, praticamente ok, perché non era proprio un posto, ok, ok. senza citare il posto, i dettagli, ma diciamo che ho scelto la strada sbagliata, io e un altro mio amico per scappare e il fosso ci ha accolto nella melma e Ah, ok. siamo tornati diciamo con qualche cosa in meno, c'è un paio di scarpe in meno, pantaloni in meno, ma va bene. È stata la prima volta che ti sei levato le Adidas bianche. No, ai tempi, guarda, mi ricordo ancora che scarpe perché avendole perse, avevo un paio di Converse scamosciate blu, che erano fighe ai tempi, mi piacevano le scarpe scamosciate. Poi dopo aneddoti sul dipingere, cioè voglio dire dalla signora che Mm. magari vedeva, noi magari nello sfondo facciamo delle stelle e la signora diceva che ci pagavano i colori, le sette sataniche Ah. perché associava la stella a Ah, è vero, Satana, è vero, è vero, sì, giusto. ma convinti, un'altra persona che iniziava tipo magari eri con uno spray nel sottopasso e prima che lui ancora iniziasse a entrare nel sottopasso iniziava a tossire facendo proprio e dicendo che soffriva di asma e che lo stavamo uccidendo, perché voglio dire c'è tutto un cinema, un Quello era già circo. uscito di casa con l'intento di Sì, lamentarsi. diciamo che fa parte del gioco perché vabbè, ormai anche i graffiti sono sdoganati, i tempi forse l'abbiamo già detto all'inizio, eri considerato un drogato, un Sì, sì, fuori di sì, 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 testa, sì. per cui... Però dai, c'è anche sempre stato anche qualcuno che bene o male nel mucchio riusciva ad apprezzare, poi tanti invece ti auguravano la morte, insomma le solite cose Sì, confermo. Però tranquille. qualcuno di genuinamente interessato è Sì, sì, capitato, è sì. Anche che ti capitato. scaldava il cuore, mi ricordo magari una persona anziana che è venuta più volte nei giorni che mi stavo finendo un pezzo, voleva vedere il processo, gli interessava. Sì, ma guarda, anche a me è capitato delle cose assurde, cioè non so, l'anziano che fuori dalla scuola, che aveva il condominio davanti, veniva giù col cestino a portarti da mangiare, Ah, o la birretta, mi è capitato una ragazza giovane, mentre dipingeva al parco, e neanche tanto, 2 anni fa, che è venuta a darmi 10 euro, cioè io ho detto, Ma che... guarda che no, no, non ho bisogno, mi fanno no, voglio che tu li prenda perché
apprezzo la tua arte, continua così, cioè, Questo non mi è mai sono successo. cose che però. comunque ti fanno Una piacere. fase a cagarsi. Questo mi fa invidia più di altre Sì, cose. erano solo 10 euro, però intanto Che cazzo. mi è capitato anche questo e devo dirti Anche perché quanti anni fa ti hanno dato 10 euro? Era schena a volta di esempio. Sì, no, Erano questa, 20.000 lire. 2 anni fa. questa sto è, parlando. è recente, sì, era Ok. 2022. Ma è il tempo massimo che ci hai messo per fare un pezzo? Quanto ci hai messo? Questa è una domanda un po' da signore che ti passa il dito Esatto. e ti chiede. Ma guarda, non saprei dirti perché poi dopo ci sono delle murate che magari vai a rate a farle, nel senso che magari vai 3 ore al sabato, poi vai 2 ore la domenica, cioè dipende dalla grandezza. Cioè, di solito le pareti che hai, quelle tranquille, legali, non è che ti poni un obiettivo di finire, Ok, per cui io poi mi piace molto anche prendermela comoda, per cui ci sono state delle pareti che magari ci ho messo più giorni a farle. certo. Sono state delle pareti che non ho mai finito e approfitto per chiederti scusa. Grazie. Ok. Io andrei a finirle, tipo adesso. Finita il Beh, ci sono tipo 20 strati di vernice di altre murate Ah, sopra, ok. non è rimasto là. Te l'hanno finita loro. Per fortuna sì. Beh, insomma, anche te hai fatto le tue belle cose, va. Danilo, Buonasera. 3 dischi, i tuoi 3 dischi preferiti. Allora, O importanti, Non diciamo. fare finta che te li sei già preparati. sì, in me ne sono realtà. già preparati, però sto pensando perché in realtà è difficile racchiudere in 3 dischi, però dico Public Enemy, il secondo dei Public Enemy che abbiamo citato prima, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, poi Eric B. Rakim, Paid in Full, e poi per citarne uno italiano dico Sfida al buio di Speaker Dimo, che sono tutti dischi che bene o male hanno avuto un'influenza particolare, Sì, però, sì, però sì, è veramente difficile racchiudere in 3 dischi. Come accennavamo prima, tra le tue passioni comunque, cioè nel senso passioni, diciamo, tra come quando dicevi appunto che uno non è che vive di solo hip hop, tu ti sei sparato un bel tot di film, anche se dovessi dire 3 film fondamentali per te, o insomma che ti sono rimasti impresso. 3 film, direi sicuramente Rocky, il primo, che è il film della mia vita praticamente, perché è un film che non è un film sul pugilato, ma è un film che parla della rivincita sociale, cioè proprio uno dei film che non mi stancherò mai di vedere. Poi direi The Warriors, che parla delle gang a New York e ha tutta un'ambientazione che richiama molto l'hip hop, perché l'hip hop in realtà poi nasce dalle gang tramite la Zulu Nation, che poi è riuscita a portare dalle gang a sfidarsi in maniera più costruttiva, per cui per me quello è un altro film molto, molto importante. E 3 metri poi sopra il cielo. sì, è quella di Muccino. No, e poi no, mettiamo uno di Lino Banfi. No, no, non saprei. Pensavo mamma ho riperso l'aereo che vorrei andare a New York. No. No, non saprei cosa dire. Dico un altro film hip hop per essere banale, dico Wild Style, che è un altro film. Però un altro, come parlavamo prima dei dischi, a me piace molto il cinema, per cui ti potrei dire che ne ho tanti di film, dal Cavaliere Oscuro, c'ho lo Hobbit, c'ho Il Signore degli Anelli che mi piace un sacco, sia i libri che i film, cioè voglio dire, ne ho tante. Certo. No, però racchiudono nell'immaginario poi che si riflette anche sulla tua arte, direi che I Guerrieri della Notte, Sì, ci sta. Beh, I Guerrieri della Notte. è un Guerrieri della film, Notte, Wild Style e Sì, quell'altro. forse anche più di Wild Style, direi Style Wars, forse ancora di più, che è un documentario proprio sui writer americani, sui writer newyorkesi della vecchia scuola che ha fatto la storia. Per cui direi questi, dai. Dici 3 gol che non riesci a dimenticare o che ti hanno segnato la 3 vita. gol, 3 gol è molto difficile, vabbè. Pensa a qualche mondiale, non lo so. No, vabbè, uno dei gol che mi ricordo di più è stato un gol di Alessandro Del Piero in uno Juventus Fiorentina finito 3-2, che ha segnato, è un gol famoso che se lo si cerca su YouTube lo si vede, che
ricevette un cross da Vialli, lui fece un gol incredibile al volo praticamente, un gol straordinario, e io ero allo stadio Ah, e la Juventus stava perdendo 2-0 a tipo 20 minuti dalla fine, e io ero già lì che stavo imprecando per essere andato allo stadio, e poi ha vinto 3-2, per cui cazzo. quella è stata una gran partita. Poi che altri gol? Poi mi ricordo un altro gol, ma forse va per cambiare, dico un gol di Roberto Baggio su punizione in un derby contro il Toro, perché ho avuto la fortuna di vedere anche giocatori di questo tipo qui. E poi dai, guarda, Mm, che gol potrei dire? Ti tirerei un gol del Mestre, ma non me ne ricordo. Dico, siccome seguo anche il Mestre, dico, quando il Mestre è andato in Lega Pro è stata una bella giornata a Vigasio. Non ti dico un gol, ma Bella. la giornata perché mi piace anche il calcio, diciamo, di categorie più basse. E Mestre comunque è la mia città adottiva, per cui sono contento, insomma. Sappiamo che sei molto attivo anche, diciamo, oltre alle jam, anche in alcune mostre a Mestre e non. Hai qualche appuntamento in vista da segnalarci? Ma guarda, io sì, è un po' di anni che sto facendo un po' di mostre in giro, che mi chiamano, magari ho fatto un po' di roba in giro da Desenzano al castello, insomma. Adesso non ho tanta roba in giro, ho 3 opere alla Galleria Orler a Jesolo praticamente, Ah, ok. vicino a Piazza Marconi, è una galleria di più di 1000 metri quadrati che ha fatto tutta una parte di street art, insomma, però diciamo così che merita la pena andarla a vedere, insomma. Quindi Galleria Orler a A Jesolo. Jesolo è aperta fino, mi pare, a metà settembre, insomma, lì ci sono 3 mie opere. Fateci un salto. Io poi chiaramente sulla tela cerco di mixare un pochino le cose, insomma, il writing, Metteremo in descrizione il link della mostra del posto soprattutto. e niente. Mi sembra il minimo. Grazie ancora per... Grazie a voi e niente, vai, dico una frase finale, Vai. dico che l'hip hop va vissuto per divertirsi. A me l'ho già detto magari in un'altra intervista che avevo fatto, ma vedere tutta questa gente che non riesce a fare niente con passione, anche la musica, cioè bisogna divertirsi, deve essere qualcosa che vi tira fuori qualcosa. Invece vedo tutti che vogliono per forza dover arrivare, ad avere il successo, ad avere il contratto, ad avere i soldi. I soldi vengono fuori se una persona crede in quello che fa, e poi anche se non vengono fuori, comunque fai una cosa per te, per Che gli ti altri, piace. per la tua vita, per cui cioè, io direi di viversela un pochino con più passione, più rilassatezza, e niente, tutto qui. Bella, grazie Bella a voi, Danilo. grazie a voi, grazie. Spolliciate, mi dimentico sempre di dirlo, spolliciatevi, iscrivetevi al canale. Qua con Danilo, noi ci vediamo alla prossima puntata, siamo qui con Danilo Slog 175 e un'altra e persona. un'altra persona. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.